Sono da poco passate le 4 del mattino a Roma, in zona Monte Mario il silenzio viene squarciato da uno schianto violentissimo. Due volanti in servizio si sono scontrate. La scena che si presenta ai primi soccorritori è terribile, incastrati tra le lamiere 4 poliziotti. Per Amar Kudin, originario della Croazia ma residente da anni a paese, non c'è più nulla da fare. Sul posto arrivano i colleghi che guardano increduli la tragedia delle due volanti. Una stava correndo per sedare una rissa, nell'altra, dove si trovava la vittima, c'era anche una persona fermata perché sospettata di aver messo a segno dei furti. I 3 poliziotti ed il fermato sono stati portati in ospedale in codice rosso, una dinamica ancora al vaglio della polizia locale. La notizia della morte di Amar inizia a girare, raggiunge il trevigiano. Amante della divisa, il 32enne era un rugbista professionista, aveva militato nel Veneto in squadre come il Paese, il San Donà di Piave, il Benettone ed il Mogliano. Un destino crudele. Amar presto sarebbe tornato nella Marca, aveva chiesto ed ottenuto il trasferimento. A dicembre avrebbe potuto essere in forza alla questura di Treviso. Dovremmo avere un piano di potenziamento di più 15 agenti e 2 ispettori, questa è la previsione, e quindi a dicembre lui poteva essere uno che aveva dato un sostegno in più. Voleva stare vicino alla mamma, vedova di guerra, e alla sorella, che abitano a paese a pochi passi dal municipio. E poi il sogno, quello più bello, voleva sposarsi presto con la fidanzata residente a Canizzano. Tanti sogni e progetti. Tutto si è fermato lungo quella strada all'alba durante il servizio. Abbiamo perso un collega, spiega Casagrande. Aveva scelto di stare in volante per dare una mano ai cittadini. Una fatalità, non possiamo, 2 interventi sicuramente distinti e separati e l'incrocio probabilmente bisogna vedere le dinamiche, tutto quanto al vaglio di chi sta seguendo le indagini del caso e capire come mai su un incrocio, quello che può essere stato, c'è stato questo scontro tra 2 macchine in servizio. Tanti messaggi di cordoglio dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal Governatore del Veneto Luca Zaia. Sotto shock è la comunità di paese dove il 32enne aveva vissuto fin da bambino. Esprimo a nome mio, dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità di paese un profondo cordoglio ai familiari dell'agente Amar Kudin, tragicamente deceduto questa notte in un fatale incidente. Esprimo anche la mia vicinanza ai colleghi feriti e a tutto il corpo di polizia.